Cari amici di Venezia Channel, siamo a Rovigo. Siamo a Rovigo perché? Perché c'è un motivo molto importante. Qui infatti ho due ospiti importantissimi. Abbiamo il delegato di Rovigo Buonasera a tutti. e una amica, uno dei nostri volti più noti, Emanuela Pregnolato. Ciao a tutti. Sono qui per raccontarci una storia importante, perché quest'anno la delegazione di Rovigo avrà un compito molto importante. Ormai ci avviciniamo alle vacanze di Natale e, come da tradizione, l'AIS Veneto organizza un momento di incontro tra amici, simpatizzanti e quant'altro, no? E scambio di auguri. E naturalmente cosa si organizza? Si organizza un pranzo di Natale che quest'anno avremo l'onore di ospitare noi qui a Rovigo e sarà domenica 16 dicembre, quindi vi aspettiamo qui a Rovigo nel cuore del centro storico, perché siamo in piazza Garibaldi e il pranzo si svolgerà presso il Salone del Grano, qui nella Camera di Commercio e ecco, avremo modo di presentare tra l'altro un menù a base di prodotti del territorio. Perché non è un pranzo normale, voi avete voluto fare le cose in grande e quindi rappresentare un territorio molto importante come il territorio, diciamo, di Rovigo, dintorni del Delta. Esattamente, siamo spaziati dall'Alto Polesine al Basso Polesine, coinvolgendo realtà locali, quindi il consorzio di Lusia, il mercato di Lusia e il distretto ittico di Rovigo e Chioggia per il Basso Polesine. Quindi ci sarà la possibilità di fare un viaggio, oltre che enologico, anche gustativo. Sì, senz'altro, poi comunque ci sarà tutto un coinvolgimento anche da parte del resto della città, perché poi ci saranno alcune sorprese e soprattutto avremo la possibilità di visitare la mostra Arte e Magia di Palazzo Roverella. Questo è un bel regalo che fate a tutti coloro che interverranno al pranzo, giusto? Bravissimo, perché prenotando per il pranzo di Natale in omaggio verrà dato un biglietto di ingresso che è possibile utilizzare sia la giornata stessa oppure fino alla chiusura della mostra, che è il 27 di gennaio. Facciamo due passi perché qui siamo nel salotto buono di Rovigo, siamo immagino in piazza Garibaldi e qui alla nostra destra c'è proprio la Camera di Commercio di Rovigo. Sì, questo è un palazzo che insomma è un po', all'interno c'è questo Salone del Grano che è un po' il salone delle feste qui a Rovigo, quindi le occasioni più importanti, i grandi ricevimenti si celebrano qui all'interno. E è un salone tra l'altro che ha un bellissimo soffitto con una volta a botte, non poteva che essere così, sì, perché è di vetro, quindi è un contesto davvero suggestivo, l'atmosfera ecco sempre. Tra l'altro è bellissimo stare qui in centro, poter camminare, quindi anche dopo il pranzo fare due passi per il centro storico di Rovigo è una bella opportunità di vedere parecchie cose interessanti. Bravissimo Luigi, tra l'altro hai fatto bene a specificare questa cosa, perché il Palazzo Roverella che ospita la mostra Arte e Magia è davvero a due passi da qui, quindi una volta usciti dalla Camera di Commercio, passeggiando attraverso le piazze cittadine, perché da qui ci si sposta a Piazza Vittorio che è un'altra bellissima piazza, si accede poi all'ingresso della mostra di Palazzo Roverella, quindi a magia aggiungiamo la magia del Natale per le vie cittadine. Esatto, tutti gli addobbi, tutte le tipicità. E tra l'altro questo è, per la delegazione di Rovigo penso che sia uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni. Senza ombra di dubbio, ci stiamo dando molto da fare per mettere in risalto il nostro Polesine, il nostro territorio e la nostra delegazione. Cos'altro aggiungiamo? Niente, venite qui. C'è ancora qualche posto libero? Forse, sì? No. Allora, l'evento sarà pubblicato a breve sul portale di AIS Veneto come sempre, quindi avrete modo di iscrivervi come avviene di solito attraverso il portale e mancate solo voi, ecco, vi aspettiamo. Vi facciamo una breve panoramica che vedete, ecco qui la Camera di Commercio, eccola qui, e tutta la piazza che naturalmente è intorno a noi con
Una cosa che ci eravamo dimenticati, vedete? Che mi suggeriva giustamente il delegato. Allora, innanzitutto, aspetta, non è obbligatoria la divisa in questo caso, anzi vestitevi a festa. No, comunque è un momento, ecco, conviviale, di festa, per cui è aperto tra l'altro A anche tutti, ai singoli. amici, parenti, familiari, simpatizzanti dell'associazione, chiunque può venire. Quindi anche chi magari vuole un po' conoscere l'ambiente dei sommelier, perché c'è anche questo aspetto, Io non venite, approfittare. approfittate anche di questa occasione, così avrete modo di scoprire come ci divertiamo. E tra l'altro so che proprio ci sarà anche lo champagne per in qualche modo. Allora, bravissimo, perché poi Proposta. si prenderà il Natale con una selezione fatta da Ice Veneto. Ci saranno 6 grandi maison di champagne, quindi Non svegliamole. no, va bene, non le Eh. svegliamo, quindi ecco, anche questo contribuirà a creare un'atmosfera speciale. Appuntamento al giorno? 16 dicembre, domenica 16 dicembre, a pranzo, quindi Ore? Mezzogiorno. perché diamo anche la possibilità a chi volesse di arrivare magari un po' prima e visitare la mostra, tanto in un'oretta si visita tranquillamente, quindi anche da fuori città si può arrivare, che ne so, per le 10 essere qui, fare 2 passi per la città, visitare la mostra, poi venire a pranzo. Bene, quindi vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo tutti. Day.